Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Esattamente un anno fa Panorama Sardo aveva esordito sulle frequenze di Tele Sardegna con l'evento confronto tra i giornalisti sardi e gli esponenti politici regionali. Epifania in Padel, che nasce da un progetto condiviso tra l'USSI, l'Associazione dei giornalisti sportivi, la ECS e CONI. Anche la seconda edizione, così come il Memorial Nazionale Galeazzi della scorsa primavera, si è disputato sui campi del dopolavoro ferroviario di Cagliari. 32 gli iscritti, equamente divisi tra esponenti della stampa, consiglieri e funzionari regionali e sindaci. L'edizione 2023, dedicata alla memoria del padre padrone della politica sarda Giorgio Oppi, ha visto il successo della coppia assortita con Mario Frongia e Marcello Sanfelice, che l'ha spuntata nel confronto con Danilo Fadda e Fabio Lilliu. Terzo posto per il neoassessore regionale ai lavori pubblici Pierluigi Saiu e Claudio Cugusi, già vice direttore dell'Unione Sarda ed oggi ai vertici dell'ufficio stampa del Consiglio regionale. Come lo scorso anno, per l'inviata di Panorama Sardo, è stata una buona occasione per parlare di sport, politica ed economia con alcuni dei protagonisti del torneo, diretto dal maestro Andrea Bubumedis, autore del bestseller Tennis Out, che nel 2022 ha vinto il secondo premio per la narrativa del CONI sul tema attività agonistica e inclusione. L'idea di dar vita a questo torneo di padel? Questo torneo di padel nasce dall'iniziativa dell'USSI. Principalmente noi come AICS, Associazione Italiana Cultura e Sport, abbiamo dato il patrocinio incondizionato proprio perché ci piace vedere i nostri amici giornalisti che si cimentano nella pratica di questo sport che normalmente commentano. E come mai la scelta è ricaduta proprio sul padel? Ma il padel, io dico sempre che è uno social sport, è uno sport che ha unito tantissime persone, non particolarmente magari avvezze allo sport, e ha consentito a tutti di praticare questa disciplina estremamente divertente. C'è qualche giornalista un po' più forte rispetto agli altri? Certamente ce ne sono diversi forti, per la verità ce ne sono anche diversi non forti, però c'è anche qualcuno, diciamo, da un punto di vista tecnico abbastanza interessante. Facciamo un bilancio del 2022 che si è concluso pochi giorni fa. Come è andato? Il 2022 è un anno che ha sancito la ripresa delle attività sportive dilettantistiche a tutto tondo. AICS ha spinto tantissimo in tutti i settori sportivi e quindi diciamo che il bilancio è nettamente positivo. C'è stata una crescita degli sport che talvolta vengono sottovalutati? Allora, tutti gli sport cosiddetti minori hanno avuto anche loro una piccola ripresa. Certo, il dato da registrare è che comunque sono sport che hanno una platea ridotta e quindi comunque faticano a salire come livello. Quali sono invece le aspettative per il 2023 che è appena iniziato? Le aspettative sono certamente, ci aspettiamo una crescita. Nello stesso tempo andiamo anche con i piedi di piombo perché la situazione socio-economica, diciamo, non è delle migliori, quindi il mondo sportivo sta soffrendo parecchio.
Come nasce l'idea di dar vita a questo torneo in cui i giornalisti come te scendono in campo? Nasce dal fatto che ritrovarsi e confrontarsi e capire cosa è successo. Abbiamo parlato tanto oggi di redazioni, di uffici stampa con i colleghi, praticamente sono rappresentate tutte le testate sarde, quindi è stato un momento anche di condivisione dal punto di vista professionale. Un piccolo bilancio di quello che è stato il giornalismo nel 2022 in Sardegna, anche dal punto di vista dell'Ussi, di tutto ciò che avete organizzato. La domanda è molto interessante. Allora, intanto teniamo conto che il bilancio di un anno che è particolare perché si veniva fuori dalla pandemia, quindi la gente stava chiusa in casa, leggeva molto, stava attenta a quello che accadeva sui blog, sui siti soprattutto, che sono ovviamente una miniera di notizie. La professione ha sofferto, come tutte le professioni, si lavorava da casa e il giornalismo io credo che è ancora quello che racconta le storie, invece deve essere quello che consuma i tacchi, come si diceva una volta, devi essere sul posto, devi fare le manifestazioni, gli scioperi, le cose belle, le cose brutte, tutte, devi raccontare il mondo che ti circonda e devi farlo andandoci di persona, sentendo le persone. Come Ussi noi abbiamo avuto un po' di situazioni che ci sono sempre ovviamente, la professione soffre, i giovani devono essere inquadrati, bisogna avere rispetto delle regole, della deontologia, ci siamo battuti ad esempio, dico col Cagliari, perché la gestione della comunicazione era affidata a una non giornalista, hanno posto rimedio e siamo contenti, siamo stati vicino a un altro collega che sempre al Cagliari è stato licenziato per giusta causa e in tribunale le cose stanno andando al meglio per il collega. Non ne mancano insomma, però io credo che come tutti i lavori ci sono dei momenti facili e di altri meno facili. Spostandoci di nuovo sul versante sport, l'arrivo di Claudio Ranieri, quali sono le tue aspettative? È straordinaria perché Claudio Ranieri mi è venuto a definirmi il più potente disinfettante che ci fosse sul commercio, il Cagliari l'ha preso, quindi è una scelta fenomenale. Ovviamente non vuol dire che sia solo un disinfettante, Carlo Ranieri se avrà 2 o 3 elementi e con questa rosa rimessa nel modo giusto, motivata come solo lui sa fare e ha fatto ovunque in Europa, è una squadra che può agevolmente riprendere a navigare intorno ai playoff, poi quello che succederà è un altro discorso. Il padel piace a tutti, lo si può giocare anche senza avere grandi potenzialità. L'anno scorso l'avevamo fatto, era stata quasi una scommessa, abbiamo raddoppiato quest'anno gli iscritti, il che ci fa molto piacere, anche la giornata non sia delle migliori, c'è questa pioggerellina, però sta funzionando, quindi siamo abbastanza contenti. Giornalisti e politici. Giornalisti e politici, ma la cosa che vorrei sottolineare è che abbiamo una bella delegazione di disabili, di ragazzi che sono sulla sedia a rotelle e che vogliono che si dica così e stanno prendendo lezioni, qualcuno aveva già fatto tennis prima di avere i problemi. E in questo modo ci sembra, non lo so, poi si finisce nell'essere retorici in questi commenti, però voglio dire che mi fa molto piacere che questi ragazzi siano qui con i loro accompagnatori, non lo so, un torneo di padel che serve anche per includere, che serve anche per socializzare e che mette vicino tutti, in qualsiasi condizione. Io ho avuto un incidente stradale quasi 24 anni fa. Sono un paraplegico e quindi di conseguenza non posso più camminare, però posso continuare a fare tante cose. E questo è l'importante. Quello è sicuramente, la vita bisogna viverla per quello che è e accettare anche questi cambiamenti che poi alla fine possiamo ancora continuare a fare tante cose. Quanto è importante l'inclusione? L'inclusione è importantissima, la politica parla tanto ma fa poco, tutti si lavano la bocca con questa inclusione, con l'inclusione va fatta veramente confrontandoci e mettendoci in discussione un po' tutti, perché poi le leggi lo permettono, ma è questione di buonsenso, di condividere queste cose anche con normodottati o con disabili come noi, ecco. Uguaglianza insomma. L'uguaglianza deve mai mancare, perché io non mi sento inferiore, neanche i miei colleghi si sentono inferiori a uno che cammina, perché la disabilità secondo me è una cosa comune, perché non tutti riescono sempre a fare tutto, quindi noi non possiamo riuscire più a camminare, ma possiamo giocare a tennis, padel, possiamo fare tante cose, ecco. Tu cosa fai? Ora sono pensionato, ho lavorato diversi anni all'autorità portuale, mi piace fare politica perché mi batto per migliorare la vita un po' a tutti, perché comunque sia sono vicepresidente di un'associazione che si chiama Sardegna Accessibile,
che già da un anno in più stiamo facendo diverse cose importanti per l'accessibilità al mare, con risultati importanti, e sono molto soddisfatto perché finalmente la politica e ci stanno ascoltando e stanno già dando delle risposte importanti. Ecco. Quindi siamo a un buon punto. Allora, il punto di partenza è ottimo, bisogna continuare così, quindi continuando così riusciamo ad ottenere dei traguardi molto importanti, però l'accessibilità va non solo nelle spiagge ma anche in tutti gli edifici pubblici, nei ristoranti, nei bar, perché alla fine paghiamo tutti, quando entro non è che mangio gratuitamente, quindi i servizi servono, quindi bisogna mettersi a lavorare per migliorare anche queste cose. Questo quindi l'obiettivo tuo e dell'associazione per questo 2023? Sì, ora dalla settimana prossima manderemo già le lettere ai comuni che sono dei litorali marittimi proprio per sensibilizzarli, incontrarli e fare una chiacchierata e trovare le soluzioni come abbiamo fatto già con altri comuni, però siamo molto molto contenti che ci stanno ascoltando e stanno facendo le cose, però oggi che è una bella giornata dedicata al grande Giorgio Oppi, che l'ho conosciuto perché io vengo dal Sulcis Iglesiente, sono di Domus Novas, lui era di Iglesia, che dire, è stato un politico che ha fatto la storia nella regione Sardegna, ci dispiace perché è una persona veramente molto molto valida che manca a tutta la Sardegna. Grazie a Claudio Cogusi che l'ha organizzato, ci ha reso partecipi anche a noi che stiamo da 3-4 mesi, stiamo mettendoci in gioco anche con questo nuovo sport che è il padel. È una cosa interessante, è una cosa nuova, piacevole, ecco. Quindi un principiante, diciamo? Sì, quello sì, giocavo a tennis e quindi alla fine è molto simile, anche se le regole sono leggermente diverse, però molto piacevole e divertente, ecco. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale.
Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Calciatori, giornalisti, politici, cos'ha il padel di così accattivante e attraente? Ma innanzitutto io dico il gioco del momento, perché non è ancora a tutti gli effetti uno sport, si spera che diventi anche sport olimpico. È un gioco facile da praticare, quindi praticamente a differenza del tennis o del beach, di altri sport con racchetta, è molto, diciamo, facilitante, perché le sponde comunque aiutano, a racchettoni tutti hanno giocato. Poi naturalmente se si vuole praticare, diciamo, lo sport padel a un certo livello bisogna anche conoscere bene la tecnica e farsi, diciamo, assistere dai bravi maestri. Quanto è importante l'allenamento? Ma è uguale, diciamo, fatto a un certo livello rientra nei canoni di qualsiasi metodologia di allenamento, e quindi è importante sia la parte fisica ma soprattutto la parte tattica, perché comunque è uno sport diciamo molto tecnico, ma anche molto importante la parte tattica. E poi facilitato perché comunque si gioca in 4 e non in 2, e quindi è molto più semplice anche divertirsi in coppia. Hai intravisto qualche giornalista o qualche politico di qualità che potrebbe anche magari cambiare lavoro? Beh, allora, c'è qualche giornalista e qualche politico che devo dire mi ha sorpreso, perché comunque potrebbe anche divertirsi in qualche torneo federale o comunque amatoriale, ce ne sono tanti. La coppia Frongia-San Felice mi ha impressionato, come lo stesso Vercelli-Carta, e tra i politici bella coppia era Tuni-Surpi. Bilancio di questo 2022 che si è appena concluso. È stato un anno non semplice, il primo quasi liberi dalla pandemia. L'economia ha dato negli indicatori fondamentali dei chiari segni di ripresa, adesso naturalmente questi devono essere sedimentati. Abbiamo di recente licenziato una norma in materia economica, la cosiddetta Omnibus, che ha dato alcune risposte ad alcuni settori produttivi, è stata per così dire clusterizzata, dopodiché adesso alla finanziaria, alla prossima finanziaria che entrerà in aula, spetta il compito di dare tutte quante le indicazioni di sviluppo al sistema economico della Sardegna. Continuità territoriale all'ordine del giorno, ovviamente. Come sempre non è da oggi che il collegamento della Sardegna all'Europa e all'Italia rappresenta una voce fondamentale. L'Europa ha mantenuto un atteggiamento via via più restrittivo nei confronti degli impegni economici che le istituzioni possono assumere nei confronti dei vettori. Siamo fiduciosi che il buon lavoro svolto dall'assessorato in questi anni e il buon impulso che mi pare stia prendendo adesso questa nuova giunta su questo argomento portino dei risultati importanti. Non si può prescindere da una vera e efficace continuità non soltanto aerea ma anche via mare, navale. Cosa cambierà invece con la legge di bilancio per sostenere le famiglie in un momento così difficile dal punto di vista economico? Il tema è che bisogna comprendere e trovare un punto di equilibrio tra ciò che è aiuto e ciò che è impulso all'economia. Purtroppo una visione eccessivamente assistenzialista da parte del governo centrale negli ultimi anni ha reso complessa la competitività delle aziende. È sbagliato tutto ciò che torna indietro rispetto a grandi operazioni di rilancio come il 110%. Noi stiamo prendendo degli impegni concreti per aiutare le aziende, per aiutare i cittadini a portare a termine questa importante fase di investimento che ha rivalorizzato il sistema degli immobili, che ha dato delle risposte importanti dal punto di vista ambientale attraverso il miglioramento della performance energetica degli edifici, e ha dato anche attraverso la filiera corta dell'edilizia la possibilità al sistema imprese che dal 2008 in poi aveva subito forti emorragie dal punto di vista occupazionale
tradizionale dal punto di vista della dimensione aziendale di dare una risposta. Adesso noi confidiamo sul fatto che questo, insieme alla prossima legge urbanistica, dia al settore dell'edilizia un grande impulso. Tema energia invece? Il tema energia oggi è un tema che si vive globalizzato e che noi viviamo diversamente dal punto di vista delle opportunità di avere energia, perché noi rappresentiamo un hub energetico a differenza di tutto il resto del paese. Questo ci ha consentito di soffrire un po' meno, pur soffrendo, ma consente anche di darci un'opzione di sviluppo. La direzione è quella delle rinnovabili, la direzione è quella di mettere via qualunque cosa rappresenti una generazione di energia che sia un costo non più sopportabile dal punto di vista ambientale. Quindi andiamo avanti così e aspettiamo che il governo centrale, cosa che non è successa negli anni alle nostre spalle, abbia un'idea chiara su qual è l'opzione di sviluppo per il nostro Paese. Un suo obiettivo per il 2023? Il mio obiettivo per il 2023 è portare in consiglio alcuni progetti di legge che ho già pronti e perfezionati. Ho già citato quello in materia di aiuto alle imprese e ai cittadini sulla prosecuzione del 110%, uno a cui tengo moltissimo è quello sull'affido dei minori, ma ce ne sono tanti altri. Per esempio la seconda commissione sta utilizzando un mio testo per fare un testo unificato in materia di equo compenso dei liberi professionisti. Ci sono tante cose, però una cosa va su tutte. Bisogna continuare a costruire una classe dirigente della Regione basata sugli amministratori locali e sui sindaci. L'impegno del movimento che ho fondato è quello di continuare a generare questa classe dirigente. Abbiamo iniziato con le scorse elezioni regionali e con tutti quanti gli occasioni amministrative di medio termine. Adesso bisogna dire una cosa chiara: la politica un po' stracciona dell'antipolitica, del contropolitica a tutti i costi va messa da parte, perché la politica è una cosa importante per tutti ed è importante che chi ha capacità e competenze senta il bisogno ma anche la possibilità concreta, non a discapito soltanto delle proprie famiglie e dei propri impegni, di impegnarsi in questo nobile impegno. Quindi Sardegna 2020 porterà anche avanti delle iniziative perché i sindaci abbiano una alleggerimento delle responsabilità individuali e un migliore compenso per portare avanti i loro mandati, e così con loro, i loro assessori e i loro consiglieri comunali. È una battaglia in cui crediamo, perché riteniamo che la dignità di chi si impegna per amministrare la cosa pubblica debba essere salvaguardata e non lasciata all'idea che chiunque possa fare qualunque cosa, perché non è così. È stato dimostrato con gli anni che sono alle nostre spalle che immaginare che tutti possano dare un contributo uguale, tutti noi dobbiamo dare un contributo, ma ci sono delle persone, delle categorie, delle tipologie di professioni che devono e hanno l'obbligo di dare un contributo alla vita del paese, della regione, dei loro comuni, e noi su questo dobbiamo investire. Il 2022 è stato un anno di preparazione, siamo in forte ritardo sulla programmazione comunitaria, così come tutto il mondo, soprattutto i fondi europei, però è stato un anno di costruzione di un percorso, abbiamo approvato i principali programmi comunitari, è una mole di risorse che non abbiamo mai visto in questa concentrazione, quindi ci prepariamo a un 2023 decisamente di grande prospettiva, spente ai fondi strutturali per cambiare definitivamente quello che non solo l'aspetto infrastrutturale della Sardegna, ma anche socio-economico, perché anche nelle politiche di coesione, nei fondi strutturali ci sono tanti fondi per le politiche di coesione, e questa è una novità, ecco, che ci fa ben sperare per costruire un 2023 su basi più solide e ovviamente per incrementare il PIL della Sardegna. Un 2022 che ha visto la Sardegna riprendersi dopo la pandemia. Sì, insomma, ci siamo ripresi, ci sono dati molto rassicuranti come quelli del turismo, altri meno rassicuranti come in generale la parte sociolavorativa, che ha ancora necessità di una forte ripresa in alcuni settori importanti, però decisamente il saldo è positivo, cioè è una Sardegna che ha dimostrato di potersi riprendere, che ha gestito il Covid in maniera ordinata, molto più di tante altre regioni anche europee. Ricordo siamo stati l'unica regione zona bianca europea fra le regioni che hanno avuto il tasso di indice di contagio sempre più basso a livello italiano, quindi abbiamo messo le basi per uscire più velocemente possibile dal Covid e per iniziare a ripensare a un'economia della Sardegna fuori dalla pandemia. Su quali aspetti concentrarsi adesso? Diciamo, gli aspetti sono molto incanalati su quello che sono i fondi europei, quindi
parte energetica che è balzata al primo posto, digitale che ci vede come Italia molto fanalino di coda europea, quindi innovazione digitale che può cambiare anche tutto quello che è il servizio al cittadino decisamente, e poi ambiente, fondi sull'ambiente. Questi sono i 3 pilastri della programmazione comunitaria del 2023 in poi. Puntiamo di approvare la manovra entro il mese di gennaio. Ci sono alcune importanti novità, in particolare sui lavori pubblici, sul contrasto al rischio idrogeologico e risorse a sostegno dei comuni. Siamo convinti che sia una finanziaria buona, che difenderemo e miglioreremo in Consiglio regionale. Dal punto di vista della continuità territoriale cosa si sta facendo? È una sfida difficile, ci aspettiamo l'unità delle forze politiche e della comunità sarda a difesa del nostro diritto alla mobilità. Ci aspettiamo anche il supporto del governo, perché in questo caso il nostro interlocutore principale è l'Europa e dobbiamo far sentire forte la nostra voce. L'Europa sta facendo abbastanza per la Sardegna in questo caso? Beh, evidentemente no, noi ce la stiamo mettendo tutta, stiamo lottando contro un gigante, ma la battaglia per il diritto alla mobilità dei sardi è una battaglia storica e abbiamo tutte le intenzioni di vincerla. Su cosa concentrarsi maggiormente durante questo 2023? Beh, sicuramente sul rilancio degli enti locali. Gli enti locali sono appunto i comuni, il luogo che i cittadini alla fine vivono, abitano, dove una comunità nasce, cresce e si sviluppa. Quindi gli enti locali vanno sostenuti ancora maggiormente, perché sostenere i comuni e gli enti locali significa sostenere i sardi. Domani si ricomincia con l'agenda, su cosa inizierete a lavorare? Inizieremo a lavorare subito sulla questione energetica, sul trovare una soluzione per le comunità energetiche, per farle partire in Sardegna, e poi subito per anche un reddito energetico di cittadinanza, chiamiamolo così, quindi per far sì che la Sardegna continui ad essere il centro del ragionamento nel Mediterraneo per quanto riguarda lo sviluppo delle rinnovabili. In che modo queste comunità energetiche potranno risolvere la questione del caro energia? Beh, è sicuramente un'assunzione di responsabilità dei consumatori che si mettono insieme per poi fare appunto una comunità energetica e abbattere quindi il costo che pro capite oggi subiamo per le dinamiche mondiali e internazionali. E la Sardegna nel ragionamento sull'energia è attualmente al centro del Mediterraneo, sia per la questione del metano che per la questione delle rinnovabili. Avendo tanto sole e tanto vento dobbiamo dire la nostra a livello almeno nazionale e internazionale. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu. Vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere Ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali.
Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Bruno, una vita tra giornalismo, sport e musica. In cosa riesci meglio? Non lo so, devono dirlo gli ascoltatori da un lato, quelli che vengono ad ascoltare la nostra musica. No, scherzo, no. Mi diverto con lo sport, mi diverto da sempre con la musica, sono le mie due grandi passioni da bambino. La scorsa settimana hai fatto anche un concerto, giusto? Beh, non esageriamo. Piccolo live. È un piccolo live in una nota birreria cagliaritana, ci siamo divertiti, è bello cantare e suonare. Tu hai mai cantato? Hai mai suonato? Cantato qualche volta. Libera la mente. Ci serve una corista, quindi... No, Dio, così tanto no, dai. Ingaggiamo Roberta. Dopo 50 anni sono ritornato sul palco, ecco, questa è la cosa bellissima. Avevo 16 anni quando suonavo e cantavo in un gruppo nel mio paesino, a Villa Massargia, per 5 anni, poi mi sono trasferito a Cagliari e casualmente è nata l'esperienza meravigliosa nel mondo della radio, della televisione, e dopo 50 anni mi hanno coinvolto un gruppo di amici. Hai voglia, dice, alleniamo le corde vocali e riprendiamo. Sembra che stia andando abbastanza bene, abbiamo già un'altra serata, posso pubblicizzarla, in un bel teatro a Cagliari, piccolo teatro, bellissimo, una bomboniera, l'Udini, sabato 21 gennaio. Quindi... Quanto ti manca la radio? Molto, il mezzo più bello. Se mi chiedessero cosa scegli tra radio e televisione, la radio ti emoziona. E fa forse anche emozionare chi ti ascolta, perché chi ti ascolta non vede, quindi devi essere bravo a far vivere quello che tu racconti, quello che tu vedi. L'hai fatto per tanti anni, hai fatto emozionare tutti i tifosi del Cagliari. Io mi emozionavo, evidentemente attraverso la mia emozione riuscivo a trasmettere, insomma, queste sensazioni a chi ascoltava. Quando sei appassionato nella vita, ecco, se tu coltivi una passione così forte come è stata per me la radio e come è per me la musica, è inevitabile, insomma, ecco, riuscire a entrare nel cuore delle persone. Qual è la radiocronaca che porti nel cuore? Te lo chiedo perché ieri mi stavo facendo un giro su YouTube e ne ho ascoltati un bel paio. Quella che ti è piaciuta di più, qual è stata allora? Perché io ne ho raccontate 30 anni per 40 all'anno, sono oltre 1000 radiocronache. Ce n'è una in cui ti eri un po' arrabbiato. Sì, sento, sì, sono stato coinvolto in questa, ma avevo ragione, perché poi dopo poco tempo è scoppiato lo scandalo delle partite truccate, degli arbitri corrotti, e io in quella partita contro la Juventus, mia vittima preferita naturalmente, perché appunto vedevo che c'era questo strapotere nei confronti delle piccole, insomma la sudditanza psicologica degli arbitri e non solo, e lì mi ero lasciato un po' andare perché Airoldi, se non ricordo male, questo arbitro Airoldi ne aveva combinate di tutti i colori e pareggiammo una partita al 95esimo e lì ci scappò anche una parola non molto, però l'unico inciampo nella mia carriera, via. Belle anche quelli del Cagliari-Roma. Cagliari-Roma con O'Neill, a proposito di disgrazie, ecco, O'Neill, Pelé, adesso Gianluca Vialli, ecco, queste sono notizie molto tristi. Sì, la Roma fu una partita vincente, ma io ne ho vissute tante, addirittura in Serie C, forse la cavalcata, vedi, adesso ritorniamo all'attualità, perché il ritorno di Ranieri per noi è un tuffo nel passato, e io che avevo perso ormai l'entusiasmo, è un Cagliari che negli ultimi anni non ci regalava né a me né ai tifosi l'entusiasmo. Ecco, io sono convinto che Claudio Ranieri riuscirà
a rimettere in piedi, ecco, questa squadra e a ricreare quell'entusiasmo meraviglioso che tutti ricordano, quelli almeno della mia età. Senti, com'è invece Valerio come compagno di padel? Valerio è un tennista che non vuole imparare a giocare a padel, si rifiuta. È da un anno che gli dico: prendi qualche lezione per le sponde, no? I famosi vetri. E lui vuole giocare a rete come giocava a tennis, però sotto rete è il più forte di tutti. Perché il padel va così alla moda? Perché così è popolare? Perché il padel è uno sport che ti permette di giocare anche se non hai mai fatto tennis, ma con 4 amici si va in campo, si palleggia, è uno sport che ti dà sempre la seconda possibilità, ovvero usando i vetri riesci comunque a riprenderla anche se non la prendi al volo. Anche 4 scarsoni o scarsone, soprattutto perché nel campo femminile sta avendo un grandissimo successo. Si gioca tutti insieme, è una festa, i campi sono pieni, insomma è lo sport, non dico del momento, ma direi del secolo, perché la Federazione Tennis, lo ricordiamo, secondo sport più praticato in Italia, ha dovuto cambiare nome, si chiama Federazione Tennis e Padel. Quanta competizione tra colleghi nel padel? Moltissima. Noi giochiamo spesso durante la settimana in tutti i circoli di Cagliari, c'è chi è migliorato tantissimo, c'è chi è diventato proprio una droga per lui, ci sono quegli scarsi che saranno sempre scarsi, non faccio nomi, ma chi mi sta seguendo ha capito. E comunque anche fra colleghi, vedete anche qui, insomma, c'è grandissima competizione, nessuno ama perdere. Enrico, un bilancio sul Cagliari. Che domandona che mi butta giù. Cagliari ci ha fatto preoccupare, io parlo da tifoso in questo momento, non da giornalista. Il Cagliari ci ha fatto pensare, ci ha fatto dannare in queste prime 18 giornate con una gestione tecnica che non ha mai dato ordine, non ha mai dato una identità alla squadra. La gente allo stadio per la prima volta, io seguo il Cagliari dal ottobre 89, quindi quando c'era ancora la TV in bianco e nero forse, e il Cagliari non aveva mai avuto tifosi che chiedevano all'allenatore di andarsene. È stata una prima volta drammatica. Sotto Natale il Cagliari ha vinto giocando anche un buon calcio, forse l'effetto Ranieri, forse il fatto che magari ci servisse una scossa, arrivata un po' in ritardo. Il Cagliari quest'anno non andrà forse in Serie A dritto come una pallottola, però l'arrivo di Ranieri a mio avviso può dare una scossa. Avevo dei dubbi all'inizio, pensavo che fosse un'ennesima figurina da aggiungere in un album che in questi anni abbiamo visto crescere, con Strootman, con Nainggolan, con tante figure famose, una per tutti Godin, che non hanno dato i loro grandi effetti. Mi è sembrato in conferenza stampa che stesse già smentendo chi aveva un po' di titubanze, cioè Ranieri è venuto qui bello carico, pronto a questa avventura, speriamo bene. Anche perché il contratto è abbastanza importante. Sì, al di là delle cifre, un impegno per un uomo di 71 anni, di 2 anni e mezzo, significa che il Cagliari affida le chiavi di Assemini a Claudio Ranieri, come fece 30 anni fa. Dico che è una buona idea da parte del Presidente. Speriamo che questa idea poi porti punti che servono almeno per andare ai playoff. Ne manca uno in questo momento. Nainggolan sì, no? Io non sono presidente del Cagliari, ma sarebbe l'ultimo giocatore che porterei a Cagliari in questo momento. C'è stato un contatto, niente di concreto, anche se alcuni giornali hanno dato sicuro all'arrivo di Nainggolan. Secondo me Nainggolan non giocherà nel Cagliari. Ha un'offerta migliore dal Verona. Chiedevo prima a Enrico Pilia quanta competitività c'è tra voi colleghi giornalisti. Credo nessuna, davvero. Certo che fa piacere vincere, ma in realtà ci stiamo divertendo. Queste sono le occasioni belle per vedersi al di là delle redazioni, per prendersi in giro, per mangiare una fetta di prosciutto. Credo che dobbiamo ringraziare per questo Lussi, l'Ordine dei giornalisti, il CONI, insomma tutti quelli che ci hanno sostenuto per questa giornata. Poi cade nel memorial di Giorgio Oppi, che l'anno scorso proprio il 6 gennaio era qui a fare da padrino della manifestazione politici giornalisti, ovviamente non ha giocato, purtroppo nei mesi scorsi è scomparso. Però ci piace ricordarlo come avrebbe fatto lui, con un prosciutto, appunto un bicchiere di vino e con molta convivialità. Un bilancio di questo 2022 che si è concluso pochi giorni fa.
Ma intanto un bilancio che mi riporta e mi porta soprattutto al nostro amico l'onorevole Giorgio Opi, che è venuto a mancare, e oggi siamo qui anche per onorare tutto ciò che è stato la sua persona, quello che ha fatto per la Sardegna e per i sardi. Dopodiché credo che sia stato ancora un anno purtroppo tartassato dal Covid, quindi dalla pandemia, le crisi energetiche, soprattutto le crisi economiche che ci sono state poi a seguito anche del caro carburanti e della crisi dell'energia. Ci auguriamo che questo 2023 il trend sembra già che vada cambiando, quindi sono piccoli spiragli, però noi ci auguriamo che soprattutto in ordine alle più importanti vertenze, cito tra tutte la Portovesme, che proprio in questi giorni dovrebbe, ci auguriamo tutti, vedere un cambio di decisioni e quindi l'eventualità di non riconfermare cassa integrazione e soprattutto di poter continuare con la produzione. Per quanto riguarda il resto, credo che ci sia da guardare molto profondamente al sistema sanitario, potenziare soprattutto la sanità territoriale, quella che deve arrivare anche all'ultimo dei malati, all'ultimo dei cittadini, e deve appunto avvicinare soprattutto le cure a chi ne ha più bisogno. Per la crisi economica credo che sia molto importante davvero poter recuperare quei fattori importanti che sono appunto quelli della diminuzione del taglio dei costi, a partire dal taglio del costo del lavoro, ovviamente il taglio dell'energia. Credo ancora che per i sardi debba essere un anno che racchiudo con insularità, e quindi la materia dei trasporti, basta avere difficoltà per andare oltremare, far arrivare soprattutto le persone dai paesi oltremare. Credo che bisogna avere un po' più di consapevolezza, ecco, di quelle che sono le reali esigenze, e allora una Sardegna che cambia, una Sardegna che vuole investire sulla propria identità, che parte ovviamente dal proprio patrimonio naturalistico, naturale, paesaggistico, ma non solo, anche tutto il patrimonio culturale, e soprattutto io credo che dovremmo valorizzare le nostre produzioni primarie, dall'agricoltura all'allevamento e alla pesca, che vanno inserite in un sistema green e di innovazione che deve essere poi alla base di quello che saranno le azioni della regione, della nostra maggioranza, e quindi ci auguriamo e ci aspettiamo un 2023 di rinascita, di crescita, di progresso e soprattutto di benessere per tutti noi. Volevo farle una domanda un po' diretta: è possibile prevedere una sua candidatura alle prossime regionali? Ma è assolutamente molto prematuro, tuttavia io credo che, avendo la Sardegna nel cuore, farò la scelta insieme a tutti gli altri che farà crescere questa Sardegna, e al di là delle scelte personali credo che ci voglia davvero un cambio di passo importante per disegnare e soprattutto ripartire da ciò che siamo, che abbiamo e che vogliamo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Buonasera Valerio, buonasera telespettatori di Panorama Sardo. Oggi parleremo a circa una settimana dal loro inizio dei saldi in Sardegna. Lo facciamo con il presidente Roberto Bolognese. Benvenuto a Panorama Sardo. Grazie dell'attenzione e un caro saluto ai telespettatori. Bolognese, i saldi sono sempre appetibili, si aspetta i saldi per fare degli acquisti anche importanti. Statisticamente l'Osservatorio Nazionale dice che quest'anno spenderemo 133 euro a persona per questi acquisti, per un giro d'affari di 4,7 miliardi di euro. La Sardegna come è posizionata da questo punto di vista? La Sardegna risente tantissimo di quello che è il potere d'acquisto. Veniamo da un periodo veramente difficile dove l'inflazione ha portato via, ha eroso tantissimo nelle tasche degli italiani. Pensate che uno stipendio su 12 viene portato via dall'inflazione, un'inflazione a doppie cifre, quindi il caro bollette, il caro energia, il caro trasporti ha assolutamente intaccato fortissimamente il potere d'acquisto. Nonostante questo l'attenzione verso i saldi è quanto mai viva e a noi fa piacere sottolineare che in questo frangente il negozio fisico rappresenta sicuramente un presidio importante per quel che riguarda la vendita dei negozi di vicinato e il nostro consiglio è sempre quello di comprare in un negozio fisico. In un negozio fisico c'è sempre un riguardo diverso, c'è sempre un qualcuno che risponde della veridicità dello sconto in essere. I saldi sono partiti qui in Sardegna da circa una settimana, dureranno 60 giorni, ma in questi 60 giorni il commerciante, oltre al saldo, glielo chiediamo perché lei sicuramente ci può dare risposta in questo, come si organizza poi per il post saldi? Questa è una bella domanda, assolutamente. Intanto c'è da dire che i saldi rappresentano il 30% del volume d'affari annuo del commerciante, quindi è una partita assolutamente importante. Nelle intenzioni d'acquisto si privilegia sicuramente l'abbigliamento e le calzature. Da un nostro sondaggio i maglioni e subito dopo le scarpe vengono nei desideri dell'acquirente. Dover pensare al dopo è sempre una scommessa sul futuro, tenendo presente che la maggior parte degli acquisti viene anticipato di parecchi mesi, ormai si acquista sui famosi campionari, quindi è una scommessa sul futuro. Ci sono tante variabili da considerare, in primis la variabile meteorologica. Aiuta molto il fatto che dovrebbe entrare il freddo a breve, quindi i capispalla dovrebbero essere attenzionati in una maniera diversa, ma prospettandoci sul futuro parliamo del campionario primavera-estate, confidiamo tantissimo in quello che per noi è un valore aggiunto, parliamo del turista che è il nostro cliente privilegiato, è quello che assolutamente può farci svoltare verso l'alto sull'economia aziendale. La Sardegna ha dato dei segnali importanti per quel che riguarda la ricettività turistica, quindi confidiamo che l'acquisto anche fatto dal turista
possa assolutamente aiutare tanto il piccolo negozio. Le aspettative sono quanto mai accentuate, noi calcoliamo che all'incirca il 30% del volume d'affari annuale, il 30% sia nel periodo saldi, quindi veniamo anche da un periodo natalizio che ha dato qualche segnale di risveglio, però dobbiamo contestualizzare il tutto, cioè non si può andare avanti con delle promozioni prenatalizie che svuotano tantissimo l'aspettativa sui saldi, fermo restando che poi la concorrenza del negozio online si è fatta quanto mai sentire. Quali sono le accortenze che i clienti devono seguire nell'acquisto durante i saldi, che durano 60 giorni? Beh, intanto faccio una piccola premessa. All'incirca l'89% dei nostri intervistati in un sondaggio che abbiamo fatto interno si dichiara propenso ad acquistare nei negozi fisici, e questa è una bella notizia. Nei negozi fisici perché? Perché si può verificare il periodo di promozione, si può verificare il prezzo originale, la percentuale di sconto e il prezzo scontato. Quindi è un qualcosa che dà un minimo di certezza sull'affare che eventualmente il cliente vuole fare. Voi come Confesercenti ovviamente tutelate i clienti, ma anche chi vende, chi commercializza i prodotti. Assolutamente, infatti ritorno sull'argomento, mai come in questo momento in un negozio fisico si può controllare che la veridicità dello sconto. Mai come in un negozio fisico hai l'attenzione e il riguardo necessario per quel che riguarda le tutele di un acquisto assolutamente a saldo. Il negoziante ne risponde personalmente. Lei mi conferma che ci sono molti commercianti, molte aziende che seguono le regole, ma c'è anche qualcuno che è un po' più aggressivo, come la distribuzione organizzata? Beh, lei usa un eufemismo, è concorrenza sleale, non è aggressività. Concorrenza sleale che continua impunita soprattutto per quel che riguarda i negozi online e soprattutto nelle grandi catene di distribuzione, e lì la legge è assolutamente penalizzante verso il piccolo negozio, perché le ammende, le sanzioni pecuniarie sono uguali. Se tu hai un negozio di 50 metri quadri o un negozio di 2000 metri quadri, la sanzione è sempre dai 1.000 ai 3.000 euro, e se 1.000 e 3.000 euro per una grande azienda è un qualcosa di assolutamente sopportabile, per un piccolo negozio è deleterio. Quindi questo farsa assolutamente quelle che sono le leggi del libero mercato. In più, tornando sul discorso variabile meteorologica, non capiamo perché i saldi debbano avvenire quando la stagione meteorologica aiuta in voglia ad acquistare soprattutto il capo stagionale. L'esempio tipico è adesso, il freddo inizierà a gennaio e iniziano i saldi, quindi quando dovrebbero essere belle vivaci gli acquisti, così come in estate i saldi iniziano i primi di luglio, cioè è veramente un non senso. Da un nostro sondaggio verso gli operatori commerciali si reitera sempre un posticipo dei saldi, ma questo si può fare solo se queste regole vengono osservate da tutti. Le chiedo, questo anno che è passato, il 2022, il governo centrale ha sottoposto di nuovo all'attenzione dell'utenza, noi del pubblico, il pagamento con le carte, quindi con il POS. Le diatribe e le riflessioni sarebbero davvero tante da descrivere. Vorrei un suo pensiero in merito a questa tipologia di pagamento, perché se mentre durante il lockdown abbiamo escluso l'uso della carta moneta anche per questioni pratiche e igieniche del denaro, mettiamola così, invece poi il pagamento online torna sempre alle cronache con un tetto da superare o non superare. Dal vostro osservatorio com'è la questione? Ma io ne faccio una questione ideologica e una questione pratica. La questione ideologica è la moneta corrente e l'euro. Moneta corrente riconosciuta da vari stati, quindi da un ente sovrano come gli stati nazionali e quant'altro. La moneta elettronica è un modo di pagamento tra un privato e un altro privato. Cioè, perché mi devi obbligare a dover soggiacere a una contrattazione privatistica? Cioè, veramente non riesco a capirlo. Se consideriamo che poi alla fine della fiera chi ha un ricavo è un istituto privato come le banche, io la vedo come un smaccato favore verso le banche, e non capisco perché sono obbligato con dei soldi miei
tracciati, cioè tracciati significa che ogni operazione viene tracciata. Io quando faccio una vendita emetto uno scontrino, adesso ci sono anche addirittura gli scontrini elettronici, è tutto tracciato online. Quindi il problema dov'è? Cioè, perché se l'equazione che deve passare è dove c'è il contante c'è l'evasione, mi devono spiegare perché se è cresciuto tantissimo la transazione online, negli ultimi 10 anni è esplosa, contestualmente in proporzione dovrebbe diminuire l'evasione. Non è così. Quindi c'è qualcosa che non torna in questo tipo di equazione. Presidente, prima di dare la linea alla regia, mi sento di chiederle come Confesercenti quest'anno che anno sarà per tutti i vostri consorziati, ma soprattutto per la nostra cara Sardegna. Parlando dei massimi sistemi, l'economia della Sardegna risente tantissimo della crisi, ancora dei postumi della crisi legata alla pandemia e quella legata anche alla guerra. Abbiamo un PIL che non dà dei segnali di risveglio importanti, quello in cui confidiamo è un qualcosa di importato e torno ad esaltare il discorso del turismo. Sul turismo trasversalmente passano le attenzioni e le speranze di tante aziende, soprattutto delle attività ricettive, perché no anche delle aziende commerciali. È il cliente importato che dà il valore aggiunto, quindi confidiamo tanto che da questo possano avvenire dei segnali importanti. E allora, nel ringraziare il Presidente Roberto Bolognese e la Confesercenti Sardegna, i nostri viaggi di Panorama Sardo continuano, diamo la linea alla regia. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. E tu? Filiere che ne sei? È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Le ZES
zone economiche speciali sono state istituite al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi che consentano lo sviluppo in alcune aree di imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove attività. In Sardegna la ZES prende forma con un'importante novità rispetto alle altre regioni, ovvero la creazione di un'unica zona economica speciale e mette in rete i 6 porti con le rispettive aree retroportuali per un totale di 2.770 ettari. A ragguagliarci sui vantaggi che avranno le imprese che amplieranno la loro attività già esistente e quelle che investiranno per realizzare una nuova impresa, ci accompagnano Massimiliano Daga, consigliere d'amministrazione del Consorzio Provinciale Oristanese, e Gianluigi Carta, imprenditore e titolare della Plan Service, attività già operativa nel Consorzio. La ZES nasce nel 2017, un decreto legge del giugno 2017 convertito in legge nell'agosto dello stesso anno. In Sardegna abbiamo iniziato a parlare di ZES proprio qui a Oristano nel corso di un incontro dibattito allora volevamo capire se si poteva portare avanti il discorso della zona franca in Sardegna, e durante quel dibattito grazie alla presenza di Aldo Berlinguer e dell'avvocato Maurizio D'Amico, che è un esperto internazionale di ZES, avevamo appunto approcciato l'argomento che è risultato particolarmente interessante, tant'è che l'Associs, l'associazione sarda dei consorzi industriali, ha voluto portare avanti un progetto comune, perché necessariamente dovevamo ancorarci al porto centrale di Cagliari per poter presentare un progetto strategico comune appunto che riguardasse tutti i consorzi industriali e le aree retroportuali sarde. Quindi si apriva comunque una possibilità per alcuni imprenditori di essere attratti. Perché questa attrazione? Ecco, durante la seconda fase, quando si è studiato quelli che potevano essere i benefici che un imprenditore poteva avere nello scegliere una di queste posizioni, una di queste situazioni, da che cosa si è partiti? Ecco, come si è pensato di poter offrire e che cosa si offriva? Il modello era sicuramente quello delle ZES europee già esistenti anche a livello mondiale, e quello che è stato recepito nelle ZES italiane e sarde è sicuramente una parte di queste agevolazioni fiscali e autorizzative, perché la cosa importante è il fatto che comunque è previsto un credito di imposta interessante per le aziende sarde, per le piccole, medie e grandi imprese, e una diminuzione netta del 50% dell'imposta sui redditi. Questi sono dei incentivi importanti in un momento in cui ci sono delle variabili non di poco conto, che sono appunto il conflitto internazionale e la pandemia, che purtroppo ancora non ci dà delle speranze assolute, no, per il futuro, e questo tutti questi elementi diventano delle particolari molto negativi per chi vuole realmente realizzare una intrapresa e un'attività economica. Un'attività economica che comunque può portare ad avere, ci vuole da parte dell'imprenditore comunque un investimento. Certo, un investimento, come è giusto che sia, perché chi vuole fare impresa non deve aspettare soltanto che ci sia un aiuto da parte dello Stato o comunque degli enti pubblici, quindi deve avere una buona idea di impresa, ma un piano economico-finanziario può essere comunque agevolato molto da questi elementi che vanno in aiuto, quindi io lo vedo come un momento positivo, dove appunto credito d'imposta e imposta sul reddito, al di là del fatto che c'è una velocizzazione dell'iter burocratico amministrativo. Tutto questo è possibile a Oristano, ad esempio, su 219 ettari, ma parliamo di ZES su tutto il territorio regionale, per cui con delle ricadute a mio parere positive in tutto il territorio, perché quando parliamo di iniziative imprenditoriali parliamo di reddito che poi si distribuisce su tutto il resto del territorio. Ecco, la snellezza che viene
diciamo che forse era al di là di quelli che potevano essere gli interessi dal punto di vista economico, era la snellezza delle procedure, cioè in un'Italia dove le procedure sono degli elefanti, qui si parla, perché poi arriveremo anche a ciò che è successo, qui si parla di procedure snelle, velocissime. Sì, decisamente snelle, peraltro sono già previste proprio all'interno del decreto legislativo, quindi questo è un passaggio importante. La sburocratizzazione dei procedimenti amministrativi è uno di quei passaggi che in qualche modo ha sempre fatto pensare due volte al stakeholder, soprattutto internazionale, per l'investimento. È una remora che ha guidato un po' il ragionamento di molti investitori internazionali, per cui il fatto che riusciamo veramente a snellire questi procedimenti può essere un fattore decisamente positivo sia per le attività che sono già presenti nel nostro tessuto economico che per quelle che vogliono realizzare all'interno del nostro agglomerato industriale la propria iniziativa imprenditoriale. E qui ecco la domanda cattiva. È vero? Cioè è proprio così, funziona in questo modo? E poi così arriviamo anche a ciò che è successo in questi giorni. Ma io posso parlare per quello che stiamo vedendo come ente consorzio industriale. È una partita che deve essere condotta comunque da tutti gli enti che vogliono essere protagonisti, no, del sviluppo del territorio. C'è una cabina di regia importante, c'è un commissario straordinario che deve portare avanti questo percorso. Noi ci siamo già interfacciati, si stanno fugando dei dubbi legati soprattutto ad alcune interpretazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma abbiamo visto che già i primissimi casi possono testimoniare il fatto che comunque questa velocità si sta già attuando. E quindi arriviamo a quello che è successo, quindi a Cagliari già una prima azienda e Oristano la prima per la zona di Oristano, quindi evidentemente dopo la domanda cattiva c'è la conferma che evidentemente c'è una snellezza e una velocità che ha invogliato queste persone a continuare a investire. Sì, abbiamo saputo già del primissimo caso dopo pochissimi giorni della Grandi, che è un'azienda leader nel settore della logistica. A Oristano ugualmente c'è Lino, che è un'azienda leader nel nostro porto per quanto riguarda le sue attività, e poi lo stiamo vedendo tutto questo è confermato dall'interesse che c'è in questi giorni, approfittando appunto della professionalità anche dei nostri collaboratori all'interno del consorzio industriale e anche degli stessi professionisti che vanno a supporto delle aziende sia già insediate che quelle che vogliono insediarsi. Quindi ci sono altre richieste? Sì, ci sono già altre richieste e spetta a noi giustamente fare squadra, tutti quanti gli enti, e dare supporto, perché sono delle partite che non sempre si presentano, no? Per gli imprenditori, e quindi è corretto dare il giusto supporto e dico approfittare anche di questo momento. Devo inoltre fare un ringraziamento ai parlamentari sardi e in particolare a Silvio Lai, che si è interessato argomento ZES ed è riuscito con un emendamento portato proprio sulla finanziaria nazionale a prorogare il credito d'imposta, perché sennò rischiavamo di avere un decreto monco, perché la scadenza prima era fissata al 31/12/22, quindi lui ha richiesto 2 anni di proroga e è stato concesso 1 anno di proroga, però quantomeno dà la possibilità agli imprenditori di poter fare dei ragionamenti concreti. Niente, noi la stiamo valutando un po' come tutti gli insediati, l'ingresso in zone ZES, stiamo un po' guardando
tutta la legge, insomma tutta la documentazione stiamo anche facendo affiancare dai professionisti che si occupano un po' della materia, ovviamente la guardiamo di buon occhio, nel senso che comunque gli incentivi, soprattutto in queste zone dove non c'è una grande industrializzazione, hanno sempre un'importanza e un valore, esatto. Quindi niente, ci stiamo studiando da un po', ovviamente abbastanza recente. Ovviamente qualche dubbio nasce perché una delle prime cose che stiamo notando è che per le attività già in essere una parte degli incentivi vengono limitati, o meglio le attività già in essere che ampliano la propria attività in zona ZES ci sembra di capire che non abbiano lo sgravio sulle imposte sul reddito. Esatto, non abbiano l'unplane, abbiano soltanto una parte dell'incentivo, soltanto quello sul credito d'imposta sui nuovi investimenti e non la riduzione dell'imposta sul reddito. Questo potrebbe creare un po' di svantaggio qualora un nuovo operatore, magari estero, voglia entrare magari nell'attività, cioè nel consorzio, comunque nel territorio, per fare la stessa attività che facciamo noi. Allora a quel punto loro avrebbero un incentivo maggiore e quindi si potrebbe creare un po' un divario tra il nuovo ingresso e l'attività in essere. Quindi quello che un po' stiamo cercando di capire è questo. Se eventualmente fosse così, almeno chiediamo agli enti preposti alla valutazione di rivedere o perlomeno pareggiare, insomma, l'incentivo sia ai nuovi sia a quelli esistenti. Ecco, da parte di uno abbastanza ignorante in materia, però diciamo così, quello che alle volte quello che conta è anche il parere, l'opinione, il pensiero di chi non è addentro. Quello che stavo pensando era appunto un discorso, come ne abbiamo accennato prima, che uno che è già qui, che già esiste come impresa, ha la possibilità di fare un investimento abbastanza più limitato, però potrebbe questo investimento più limitato dare una maggiore redditività all'impresa che è esistente, mentre il nuovo viene con un'esperienza ma magari non conosce il territorio, quindi per essere attratto, diciamo, nel bene comune, può essere questo un elemento di valutazione all'interno dalla parte dell'imprenditore, di fare due conti e capire se 2 più 2 fa 4 o se 2 più 2 fa 3 e 5. Allora, dipende un po' dal settore di riferimento. Il nostro, quello portuale, è un settore che ha come riferimento l'estero, per cui noi non competiamo non abbiamo a che fare con le imprese locali, prevalentemente noi competiamo con imprese grosse che hanno sede all'estero, e quindi quello che può succedere è che l'investitore estero trovi vantaggioso l'ingresso in questa zona portuale e magari abbia qualche punto in più rispetto al locale che oggi compie la stessa attività. Per cui se per attività che magari hanno un valore locale, quello che dice, insomma, potrebbe essere vero, su mercati internazionali, su mercati internazionali, su mercati che hanno a che fare con l'estero e quindi con delle dinamiche molto più ampie, diciamo, insomma, perché gli investitori esteri appena trovano un porto con delle condizioni favorevoli ci si fiondano, per cui la paura nostra è che le nostre attività portuali e comunque di importazione, di movimentazione di rinfuse possa essere, come dire, svantaggiata a favore di nuovi, che poi nuovi non sono, però di nuove imprese che si insediano e fanno la nostra stessa attività. Questo potrebbe essere l'unico punto che ci fa riflettere, però insomma siamo qua, faremo anche noi il nostro meglio, insomma, per andare avanti. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu.
Zuentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. E siamo arrivati alla chiusura di questo secondo appuntamento del 2023 con Panorama Sardo. La scorsa settimana abbiamo chiuso la trasmissione insieme al presidente di Confindustria Maurizio De Pascale, che è uno degli azionisti della Nuova Sardegna. Oggi abbiamo l'editore per quel che riguarda la quota di maggioranza, Alberto Leonardis, che è tornato a Cagliari, e io ricordo Leonardis che esattamente un anno fa si parlava di questo progetto Sardegna a livello editoriale. Sono trascorsi 12 mesi, com'è andata? È andata molto bene. Direi che abbiamo portato dei cambiamenti al giornale, sia nella parte cartacea che nella parte web. Abbiamo iniziato una serie di iniziative che non c'erano prima, che riguardano il tema degli eventi, il tema dei cosiddetti progetti speciali sui quali stiamo spingendo in modo sempre più consistente. Devo dire che dal punto di vista della proprietà, appunto, che rappresento, dei soci di riferimento, abbiamo avuto un'accoglienza straordinaria da parte della Regione Sardegna, dei suoi abitanti, dei lettori ovviamente, e anche della redazione e dei lavoratori, appunto del personale dipendente. Quindi la sintesi è che ci troviamo in una regione molto molto, come dire, interessante dal punto di vista dei possibili sviluppi futuri, e devo dire che siamo molto contenti e soddisfatti anche dal punto di vista dei risultati economici del nostro agire. Il progetto Sardegna era concomitante con una serie di progetti editoriali aperti in tutta Italia. E gli altri, bene come la Sardegna? Vanno bene tutti quanti, devo dire che la Sardegna ci dà un po' più di soddisfazione. Perché? Perché la Sardegna è un luogo nel quale innanzitutto devo dire che rispetto ad altri luoghi si legge segnatamente di più. È un luogo nel quale c'è un forte radicamento, un forte rapporto tra il nostro quotidiano, il nostro brand e i lettori, quindi come dire, quasi in alcune zone, soprattutto di questa regione, una simbiosi, un rapporto continuativo forte che permane, cosa che c'è anche in altre regioni, ma in qualche modo, in qualche misura anche un pochino di meno.
Quindi questo rapporto tra la nostra testata e i cittadini ci permette di, come dire, ci ha permesso di avere dei risultati importanti e ci prefigura un futuro, diciamo, interessante. In un'Italia dove l'editoria sta attraversando grandi momenti di difficoltà, l'ultima notizia è di 2 settimane fa, quando Berlusconi ha deciso di vendere ad Angelucci Il Giornale, una sua creatura alla quale era sicuramente molto affezionato, e ho visto i numeri, 8 milioni di perdita annuale. Come si fa invece a fare il business nell'editoria? Ma innanzitutto bisogna dedicarsi esclusivamente all'editoria, intendo dire che noi siamo editori puri. Noi siamo editori che dedicano tutta la loro giornata all'attività editoriale. Sia io che il gruppo, diciamo, di manager e di azionisti che supporta la nostra operazione, sia in continente che in Sardegna, focalizziamo il nostro agire, in modo particolare ovviamente il management e il club deal di riferimento che ho portato io, insomma, come gruppo di comando nell'attività editoriale. Ci focalizziamo sull'attività editoriale, cioè facciamo gli editori per fare gli editori, non gli editori per fare altro, diciamo, ecco. Quindi per raggiungere altri traguardi, il che è del tutto legittimo, per carità, però insomma io cerco di fare, noi cerchiamo di fare un po' di denaro, se accade, attraverso l'attività editoriale, da una parte. D'altro canto, quindi, concentrarsi sul deal. D'altro canto ci sono una serie di altre iniziative che bisogna, come dire, mettere a valore aggiunto oltre all'editoria tradizionale, che permettono a un gruppo editoriale, quindi la parte degli eventi e quello che dicevo prima, che permettono a un gruppo editoriale di, come dire, esserci, resistere, anzi dare, come dire, ulteriori revenue al gruppo per permetterci un futuro roseo. In questo momento a livello nazionale noi abbiamo il Tirreno, la Gazzetta di Modena, la Gazzetta di Reggio, la Nuova Ferrara, e abbiamo rilanciato la Gazzetta di Carpi, e oltre a questo ovviamente abbiamo la Nuova Sardegna. Siamo in un momento di sviluppo ulteriore che ci vedrà, come dire, attivi nell'acquisizione di nuovi asset, sui quali stiamo facendo delle valutazioni adeguate in questo periodo. Direi che come obiettivo di riferimento ci siamo dati un fatturato di circa 100 milioni di euro per la fine del 2023, con dei margini abbastanza interessanti. Questo avverrà attraverso anche un progetto di diversificazione che ci vedrà non solo attivi sul fronte dell'editoria tradizionale, diciamo così, ma ci vedrà anche attivi sul fronte dell'organizzazione degli eventi, della comunicazione d'impresa, della comunicazione pubblica istituzionale come elemento di supporto alla comunicazione istituzionale, e quindi allargherà il campo del nostro agire imprenditoriale, permettendoci di fare dei margini importanti che possano far vivere il nostro gruppo in modo sempre più, come dire, vivo, attivo e sereno soprattutto. Alberto Leonardis, lo ricordiamo per i nostri telespettatori, arriva dal mondo della finanza. Com'è stato questo passaggio dal mondo dei soldi al mondo delle notizie? Ma allora io in realtà faccio l'editore ormai da 20 anni, con varie operazioni. Sono stato quello che ha rilanciato, assieme ad altri ovviamente, il Corriere delle Comunicazioni, che è stato un periodico, il primo periodico, diciamo, in termini di valenza e notorietà in Italia nel settore dell'ICT. Ho poi rilanciato il quotidiano Il Centro, rilevando sempre dal gruppo Gedi. Ho avuto delle esperienze, insomma, già nel pregresso, però ho accompagnato parallelamente, generalmente io ho un'esperienza tipo finanziaria e parto nell'approccio rispetto all'editoria dai numeri, ecco, questo è vero, nel senso che, come dire, a volte si rischia di essere un pochino troppo romantici nell'approccio all'editoria, e questo ci fa perdere di vista appunto i numeri, gli economici, la parte, come dire, essenziale nella gestione di un'azienda. Ecco, io
Parto al contrario, io cerco di inquadrare un piano finanziario all'interno di un progetto editoriale, quindi partendo e ponendo attenzione sui numeri, e un po' di mia esperienza del passato mi aiuta in questa direzione, ci permette di affrontare l'editoria con spalle più solidi e con una certa concretezza che non fa male. Tutto questo senza fare il tagliatore di teste? No, direi proprio di no, Noi siamo intervenuti attraverso attività di prepensionamenti e di cassa integrazione nelle aree prevalentemente nelle aree del continente, lì dove era necessario rispetto a una struttura un pochino troppo pesante, però nel contempo noi non abbiamo mai fatto attività di licenziamento, anzi abbiamo investito assumendo nuovi giornalisti. La logica un po' in generale è quella di supportare lo sviluppo dell'editoria andando a individuare nuove risorse giovanili che diano, come dire, anche un pensiero nuovo alle nostre redazioni, quindi un modo nuovo di fare giornalismo. Ecco, dobbiamo prospettare, dobbiamo mantenere le posizioni attuali ovviamente delle nostre redazioni il più possibile, ma dobbiamo dare spazio ai giovani, alle persone che portano energie nuove, che spingeranno i nostri giornali sempre di più verso il futuro. Ha fatto clamore la conferma nella classifica dei siti web che riguardano l'Italia e le notizie, una classifica redatta da NewsGuard che si occupa a livello internazionale del controllo della veridicità delle notizie nel web. E la Nuova Sardegna per il secondo anno consecutivo si è confermata tra le prime 10. E tra i quotidiani ricordiamo che c'è il Sole 24 Ore, domani è un quotidiano provinciale, Varese News. Una bella soddisfazione. Molto, devo dire che è una notizia importante che ci rallegra molto, che di questo ringrazio i nostri giornalisti e soprattutto ovviamente il nostro direttore e il responsabile della parte digital del nostro gruppo, la parte web. E ci rallegra, ci riempie d'orgoglio e ci dà una spinta ulteriore a continuare su questa strada. Il tema del rigore dell'informazione e della veridicità delle informazioni è un tema centrale al quale saremo sempre attenti. Cosa vale sul mercato della notizia oggi una presenza importante e sicura e certificata nel web? Beh, è fondamentale. In un momento in cui le fake news hanno dominato in parte, diciamo, la comunicazione in tutto il mondo, la veridicità della notizia e, come dire, la legittimazione da parte di un'agenzia internazionale neutra di questo tipo non può che, come dire, rafforzare la nostra posizione della Nuova Sardegna e, come dicevo poc'anzi, permettere a tutti noi di procedere nella direzione appunto che stiamo seguendo, essere attenti e raccontare realmente quello che accade. Siamo alle conclusioni, ancora due curiosità. La prima, nel momento in cui ha acquisito la Nuova Sardegna ha pensato di attivare un collegamento con i sardi che non vivono più nell'isola. Come è andata? È andata molto bene nel senso che si è creata una sintonia che già c'era con la nostra testata, però sempre più forte. Abbiamo avuto un'esperienza in continuità che ci ha dato grandi soddisfazioni, la partecipazione ad eventi fatte insieme, costruite insieme come anche parte logistica, costruzione dei contenuti degli eventi stessi. Abbiamo avuto un aumento significativo degli abbonamenti, ovviamente sulla parte digital, quindi abbonamenti ai nostri giornali dal punto di vista digitale, e devo dire che poi ci ha dato anche delle soddisfazioni, mi permetto di dire, tipo un po' più, come dire, morale, sentimentale, perché in realtà l'idea di poter essere, come dire, uno strumento anche al servizio dei sardi che non vivono più in Sardegna e dei sardi stessi che vivono in Sardegna e che però conoscono le attività dell'Associazione dei Sardi in Italia e in giro per tutto il mondo, è stata per noi un elemento, è stato e sarà nel futuro un elemento di grande soddisfazione. Ecco, devo dire che è stata una delle esperienze più toccanti e più efficaci che abbiamo seguito in quest'anno. Sono già partiti i titoli di coda, l'ultimissima curiosità, proprio sui titoli di coda. La scorsa settimana il suo socio Maurizio De Pascale, presidente di Confindustria, ci ha
anticipato che il vostro progetto si sta per diffondere su tutta l'isola, anche nella parte sud della regione. Sì, io credo che ci sia uno spazio anche nella parte sud della regione, segnatamente a Cagliari ma non solo, per una iniziativa editoriale, per una spinta editoriale della Nuova che vada a far crescere e a rinnovare, diciamo, un po' il quadro di riferimento della editoria di questo territorio attraverso, come dire, un potenziamento della nostra redazione e un racconto della Regione Sardegna che tenga conto e che sottolinei anche gli avvenimenti del centro-sud di quest'isola, essendo il centro-sud di quest'isola una parte importante anche dal punto di vista degli economici e del numero di popolazione, quindi non è eludibile il fatto che il nostro giornale intervenga in modo, diciamo, importante facendo un investimento su Cagliari, questo è evidente. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com.